Amici belli, non so capire niente, ho dovuto abbassare il livello del green screen in modo tale che si possa vedere il giallo, perché si parla di Adeyemi, si torna a parlare di Adeyemi perché se n'era già parlato e ci avevano detto, il ragazzo ha rifiutato e quindi cominciamo. Napoli, che cosa stai facendo? Tutte le cose te le lasci scappare. Lo sfogo che mi stanno chiedendo in tanti perché non si vede la luce di un finale, di una trattativa. Marco Wild, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti che siete tantissimi, magari attratti dal video di ieri tutto su Garnacho, perché era tutto su Garnacho e non possiamo tirarci indietro. Stesso Manna ha detto il giocatore che piace. Però se quelli tirano il prezzo, tu tiri il prezzo dall'altra parte, evidentemente per un giocatore che comunque è giovane, no? Lasciate un like così ne viene uno. Se lasciate un like almeno ne viene uno, perché non vorrei rimanere col cerino in mano. Attenzione, attenzione, discorsi che abbiamo fatto anche a inizio estate, dove eravamo preoccupati e dove abbiamo chiuso delle operazioni in extremis. Ricordiamo che il mercato si chiude il 3 febbraio, quindi un paio di giorni in più. Napoli, muoviti, fai in fretta, perché qua ad oggi si può dire che ci siamo indeboliti. No, io voglio sapere da voi, perché se io devo stare tranquillo, stiamo tranquilli. Si può dire che ci siamo indeboliti se esce Kvara e non entra nessuno, no? Mettendo questo sul piatto, perché esce Caprile, entra Scuffetta. Facciamo conto che non è successo niente. Esce Foloruscio, entra Billing dovrà entrare negli schemi di Conte, abituarsi a questo ritmo, potrebbe abituarsi. Facciamo conto che non è successo niente, perché come entrava poco Foloruscio, entrerà poco Billing nel momento in cui ti serve. È entrato Asa, che cosa sposta? Asa? Assolutamente niente. Esce Zerbin, entra Asa, non sposta assolutamente niente. È uscito Kvara. Che vogliamo fare? L'hai sostituito con Neres? Benissimo. Neres, con chi lo sostituisci? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. E partiamo dal presupposto che io ero entusiasta dell'idea Garnacho. Entusiasto? Perché si porta dietro tutta una serie di discorsi anche di marketing, di impressionabilità. Il ragazzo argentino predestinato, è una stella, è un futuro crack, c'ha il potenziale, tiene 12 milioni di followers, eccetera eccetera eccetera. Non è solo un modello, è anche un giocatore forte, è un giocatore che abbiamo stabilito, l'abbiamo detto nell'ultimo video, insomma, nonostante le difficoltà del Manchester, lui comunque si fa vedere, si mette in luce. Evidentemente è più difficile di quello che ci hanno raccontato, e quindi se poi il Napoli va al tira e molla, è capace che molla. Ora la notizia di Adeyemi potrebbe anche essere una notizia come esce quella del Chelsea che va su Garnacho, che ti può spingere ad affondare. Questa potrebbe essere anche una notizia che spinge il Manchester a venire a miti consigli. Se lo vogliono vendere, però. Se lo vogliono vendere, loro magari accettano 5 milioni in meno, perché tu dici no, ma sai che c'è di nuovo, io vado su Adeyemi. E allora questo potrebbe essere una strategia. Però signori, in fretta, partiamo dal presupposto che ci spostiamo un attimo. A me Adeyemi piace moltissimo, partiamo da questo presupposto, che se viene Adeyemi io cado in piedi, nel senso che Garnacho mi accendeva la mia fantasia sicuramente. Però Adeyemi non è un giocatore che mi dispiace. Ci sono altri dubbi per quanto riguarda la tenuta fisica. Molti amici bellini mi stanno mandando la cronaca degli infortuni di Adeyemi. Ci aggiungiamo alcuni dettagli che non sono da sottovalutare. È un altro mancino che non disdegna di utilizzare anche il destro, ma è un mancino. Lo abbiamo visto giocare anche a sinistra, quindi farebbe la fotocopia, tra virgolette, di Neres nel momento in cui vuoi alternare. Politano lo panchina, Adeyemi, non c'è dubbio sotto questo punto di vista. Ma è un altro mancino, non è un under, di conseguenza occupa uno slot che in questo momento il Napoli ha libero perché salta Danilo. Quindi nel fare la computa delle cose che il Napoli può fare, devi sostituire Kvara, e Kvara lo sostituisci in questo momento con Adeyemi nelle liste, se si fa questa operazione.
è un'operazione a livello economico probabilmente costa più o meno la metà di quello che ti chiedevano per Garnacho. Non è un giocatore vecchio, se parliamo comunque di un 23enne che è già over, ma è comunque un giocatore di prospettiva sicuramente, che piace. Andiamo a vedere, questo è il rendimento nella Bundesliga, vedete che tende un po' di più a giocare a destra, però lo puoi mettere anche a sinistra, è un attaccante, proprio un'ala che va su entrambe le fasce. 2 gol, non molti, però un totale di partite iniziate di 5, quindi non ha giocato tantissimo. 2 gol, 3 assist. Quanto riguarda i dribbling è il 60%, duelli siamo meno della metà, duelli aerei male, non benissimo, e questo in Bundesliga. Se poi andiamo in Champions, perché a questo punto io domani c'è Conte anticipa la conferenza come ai bei tempi, e io ho guardato la Juve perché mi sto già proiettando, lo so che c'è il mercato, ma c'è anche Napoli-Juve e quindi ci dobbiamo anche proiettare un po' alle cose così. Ho guardato la Juve e non ho visto una Juve molto brillante. Attenzione, attenzione il trappolone, non pensate che la Juve sia scarsa, non sto dicendo a voi tifosi, ma lo sto dicendo ai giocatori che mi ascoltano, perché ho fatto la storia su Garnacho e Garnacho se l'è vista. Garnacho si è visto la storia perché l'ho taggato. Il taggarli non è automatico che loro aprono tutte le... quelli sono taggati miliardi di volte al giorno. Garnacho è curioso, Garnacho è attivo sui social, forse è meglio che non viene. Mi sto convincendo che è meglio che non viene. Già stava venendo con quella cosa addosso, l'abbiamo pagato troppo, devi risolverci tutte le partite. Forse è meglio così, forse è meglio che non lo bruciamo, 60 milioni. Ma Garnacho ha guardato la storia, dove stava lui abbracciato con Conte, eccetera eccetera. Quindi adesso ho fatto l'altra storia per Adeyemi e vediamo se Adeyemi se lo guarda. Tedesco, dicevo, magari avrei potuto guardare il Bologna. Adeyemi non parte titolare, entra, però qua il suo voto generale è molto alto perché in questa partita fece una tripletta. Io questa partita me la vidi, fu una partita pazzesca dove segnava tutto il Borussia segnava a raffica, 7-1 contro il Chelsea, e qua prese 10 proprio come voto SofaScore. E come vedete pallini un po' sparsi, perché te lo puoi ritrovare a sinistra, te lo puoi ritrovare a destra, e quindi si trova su 3 partite totali, 2 da titolare, si trova 3 gol, perché ne fece 3 in quella partita lì. Piede preferito il sinistro, un po' di infortuni, ci siamo con le solite cose. Vado a comparazione con Garnacho, è meglio lui di Garnacho. Cadiamo in piedi ragazzi, però deve arrivare, devi muoverti Napoli, dai. Devi arrivare, perché poi adesso dobbiamo capire, se poi lui occupa il posto, lo slot, devi capire cosa devi fare con Rafa Marin, perché in questo momento è bloccato, non può andare a Villarreal se tu non hai un Danilo che ti entra, visto che Danilo è saltato perché o Flamengo o comunque Brasile. Devi capire che cosa vuoi fare con la difesa. Resti con Rafa Marin, che non ha giocato neanche un minuto in campionato e che Conte onestamente ha bocciato. Dobbiamo essere chiarissimi con questa storia qua. Skriniar è andato al Fenerbahce da Mourinho, quindi mettiamoci l'anima in pace su Skriniar e ragioniamo. Prendere un altro giovane secondo me in difesa non ha alcun senso. Di conseguenza, se arrivasse a Adeyemi, il Napoli ne deve fare uscire un altro per poter prendere un difensore. Adesso si sta parlando di Pongracic della Fiorentina, un macello ha fatto Pongracic nella Fiorentina, è uscito subito dai radar, e io so da fonti firenziole che proprio a livello di testa crea un sacco di problematiche, quindi io Pongracic vi dico subito no, assolutamente no. Poi è chiaro, viene con un'altra testa, Conte lo mette a posto e va bene, ma quello che ha fatto con la Fiorentina, loro se ne vogliono liberare, quindi non diamo una mano alla Fiorentina inutilmente. Pongracic si è parlato di Ocoli, si potrebbe tornare a parlare di Ismaili, tutta una serie di cose, ma per fare uscire questi per far entrare questi bisogna fare uscire un altro. Si sentono ancora notizie su Ngong, addirittura ho letto di uno scambio Ngong e Isaksen. Che senso avrebbe? Che senso ha? Non sposta niente, non cambia niente. Lo scambio Ngong, te lo tieni Ngong a quel punto, non ha alcun senso. E si parla insistentemente sempre che Raspadori non è completamente fuori mercato, ma se ti togli Raspadori ti devi prendere un giocatore che può giocarti anche a centrocampo, perché in questo momento Raspadori viene visto da Conte anche con una potenziale mezzala. Attualmente il Napoli a centrocampo tiene solo a Billing, oltre ovviamente a Gilmour per lo bot.
Andiamo a vedere un attimo questo è il green screen che già aggiustava. Vabbè, va bene che sono trasparenti, si vede solo la capa, non fa niente. Questa è la situazione. Buongiorno, che prima o poi tornerà. Gilmour, Neres, Spinazzola se la può giocare qua, se la può giocare qua. Lukaku, i portieri, vabbè, cambia poco. Kita Contini che si è avviato numero e Mertens. Philip, Billing, Anghissà, diciamo, o McTominay. Rafa Marino è qua, Ngong è qua, perché Mazzocchi sta qua, con Politano. Raspadori te lo giochi qua. E il 29 che non è Lindstrom, ma è Asa. Quindi in questo momento questa è la situazione, signori. Il gioco delle coppie è fatto. Quindi rifacciamoci alle parole di Conte e dici quali giovani di prospettiva, se volete dare qualcuno, datemi qualcuno, se no così. E a livello numerico dobbiamo stare in campana, perché sta per chiudersi il mercato e ci siamo intrufolati in delle trattative forse più grosse di noi e non siamo in grado di sbloccarle subito. Questo è un video che vuole essere il video che sblocca, che invecchia subito. Io stavo facendo il video ieri parlando di video Danilo salta, quindi sono video che sbloccano le cose. Aggiorniamo un'altra cosa, perché leggo qua Del Genio dice che Adeyemi per quest'anno rientra Tagliander. Questa è una notizia interessante che devo ovviamente verificare. Cerchiamo di capire, potrebbe essere per questo, perché ti potrebbe sbloccare, è fondamentale, perché ti potrebbe sbloccare poi la situazione se ti vuoi pigliare il difensore, se vuoi lasciare andare via Rafa Marino, altrimenti resti così come sei. Il Napoli sta facendo un grande sforzo per convincere Adeyemi. Garnacio aveva dato il sì, se ci chiedono troppi soldi. Il discorso Raspadori che vi facevo, con la Roma e l'Atalanta che sono interessati. Potrebbe anche essere che il problema è stato che il Lecce dice io Dorgu non te lo do adesso, se lo vuoi per giugno è un altro paio di maniche. Allora magari il Manchester avrebbe lasciato andare Garnacio se avesse avuto subito la disponibilità di Dorgu. Siamo veramente in una situazione molto difficile da sbrogliare. Paris Saint-Germain e Manchester City, comunicazioni di servizio. Kvara non può giocare, Kvara può giocare in Champions solo e solo se il Paris Saint-Germain passa al prossimo turno. In questo momento non è arruolabile. Per oggi deve giocare l'Inter, deve giocare il Milan. Insomma, ci sono partite interessanti da vedere, però noi domani ci concentriamo sulla Juve. Io già ho guardato bene la Juve e onestamente l'ho vista un po' moscia, però ho visto anche che hanno molte soluzioni in attacco. Adesso hanno recuperato molti giocatori. Vlahovic partiva dalla panchina, ha giocato Nico Gonzalez che si è mangiato un gol che se lo fosse mangiato Vlahovic sarebbe caduto lo stadio addosso, la solita storia di La Caca. I gol si sbagliano, ragazzi, attenzione. Bangula in grande forma, Ildiz era in panchina, entra dopo anche con Seisao, hanno sfruttato UEA e la forma di UEA. Cop Miners non sta in grande forma, però lo sapete quanto, insomma, là è una questione di testa, non sta trovando bene la Zolla, è un giocatore che va tenuto in grandissima considerazione, non sottovalutate Cop Miners. Ha giocato Douglas Luiz a centrocampo, ho visto un pochino una divisione, una sorta di 5-5 quando si abbassa Locatelli nella difesa e Douglas Luiz sta un po' più avanti, quindi lì è un equilibrio che Motta deve ancora trovare. Li ho visti un po' mosci onestamente e li ho visti che onestamente non si sono come se si fossero riposati, quindi dobbiamo stare con le antenne drizzatissime e Conte lo sa benissimo e ne parleremo domani gli arriverà probabilmente qualche altra notizia di mercato. Conte non si è tirato indietro. Vediamo se ci darà ulteriore soddisfazione oppure se mette un punto e dire fatemi lavorare con questi ragazzi, non mi distraete i ragazzi, perché i ragazzi leggono tutto, seguono tutto e lasciano il mi piace ai miei video. Se non lo lasciano dovete farlo voi, perché voi siete quelli della community, voi dovete rimanere qua sopra. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Barbaro Carmen, buttiamo a terra questo capo.